Esegesi del capitolo 14 del libro biblico di Giobbe. Giobbe credeva nella risurrezione? Il capitolo 14 lo evidenzia chiaramente. Nei versetti 1 e 2, dopo aver accennato alla misera condizione dell'uomo e aver fatto capire come la costante della vita sia la morte, ripone fiducia nel fatto che il Creatore vuole dare la vera vita alle sue creature. Poi, nei versetti del 13 al 15, dopo una serie di domande retoriche, arriva alla conclusione. Tu chiami e io ti rispondo, perché chissà è l'opera dell'ito mano. Tu chiamerai ed io ti risponderò. Desidererai ardentemente l'opera delle tue mani. Da questi 3 versetti si capisce chiaramente che Giobbe sperava in una risurrezione futura. Esaminiamo adesso la traduzione dei versetti 14 e 15 in lingua italiana dal testo greco della 70. Se un uomo muore, viverà? Dopo aver compiuto i giorni della sua vita, attenderò finché di nuovo divenga. Poi tu chiamerai ed io ti risponderò. Non rigetterai l'opera delle tue mani. Come interpretare la speranza di Giobbe. Questi versetti sono dei passi cruciali per capire come i traduttori greci, e forse già certi ambienti ebraici, interpretassero la speranza di Giobbe. Il cuore della questione sta nell'espressione attenderò finché di nuovo divenga. Questo linguaggio è fortemente escatologico e nella tradizione giudaico-greca successiva è associato alla risurrezione o rinnovamento dell'essere da parte di Dio. Quindi, nella versione ebraica, Giobbe si interroga con malinconia. La risurrezione è un'eventualità desiderabile, ma non reale. Nella 70, Giobbe mostra fede o speranza in un ritorno all'esistenza dopo la morte. Il testo greco trasforma la domanda retorica vivrà in una risposta fiduciosa. Tu chiamerai ed io ti risponderò. Desidererai ardentemente l'opera delle tue mani.